Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman napoletano. In questo video andremo a parlare dell'Italia. Avete visto la partita di ieri? Finita per 3-0 per l'Italia. Ha vinta grazie a Retegui e a Mancini. Secondo me questa qua è stata la partita ehm, la partita ufficiale, come vi ho già detto nel video prima della partita del post partita di Italia-Israele, vi ho detto secondo me la partita con l'Israele e la prossima partita che l'Italia farà a novembre saranno le due gare che andranno a decretare la seconda posizione, quindi la posizione dei playoff che andrà a giocare l'Italia. Ehm, L'Italia si conferma questa posizione, andrà ai playoff appunto e se ricordo che si giocheranno nel mese di marzo. Sì, ci sarà la semifinale e, e poi la finale. E che dire, possiamo dire che l'Italia si deve dare subito una svegliata, secondo me è stata la partita che Gattuso ha detto da oggi basta, da oggi non dobbiamo subire pochissimi gol e farne tanti, almeno fare più di 2 gol a partita, cercare di fare più di 2 gol a partita e questa qui è stata la vera dimostrazione, cercando con appunto 3 gol per noi e 0 gol per l'avversario che ricordo all'andata il mese scorso ehm, abbiamo vinto, ma abbiamo vinto a fortuna, se così possiamo dire, per 5-4 ci ha fatto, ricordo che ci ha fatto l'Israele, ci ha fatto 2 gol in 4 minuti, un gol ogni 2 minuti. E dobbiamo stare attenti in questa partita, l'abbiamo fatto. Ora dobbiamo tenere d'occhio la Norvegia perché come vi ho detto nel precedente video, vi ho detto che l'Italia è a 3 punti dalla vetta, cioè nel senso a 3 punti a essere a pari punti con la Norvegia. E magari sì, io poi ovviamente non so dire, spero l'Italia subito fa 6 punti in 2 partite e siamo primi e la Norvegia perde, non sono tra quelli là, però ovviamente siamo a 3 punti di distanza, mancano 2 partite, uno ci mette sempre il pensierino a dire wow, magari la, la Norvegia perde e magari tu puoi approfittare di magari andare o a pari punti, però vabbè, andremo sempre ai playoff per differenza reti, oppure magari vincere, oppure nel senso passare direttamente ai mondiali senza niente. Ovviamente quella scintilla si accende sempre per i tifosi sfegatati dell'Italia. Una cosa che mi ha fatto molto ridere della partita di ieri è stata che un signore sugli spalti praticamente si è levato la maglia e ha iniziato a percorrere tutto lo stadio con la maglietta dell'Italia, cioè senza maglia e con la bandiera dell'Italia, no? E appena l'ho vista, se non sbaglio me l'ho riportata pure nel post partita, mi ha fatto morire dalle risate, vedere questo tifoso sbraitare, fare,
urlare, mi ha fatto molto ridere, sinceramente è stata una scena buffissima, un signore, mamma mia, stavo morendo dalle risate. E se l'Italia andrà ai playoff, dobbiamo sperare di magari non beccare l'Israele subito alle semifinali. No, cioè, scusate, andare a prendere una squadra che già ha fatto male nei scorsi mondiali. Uno ehm, nel 2022, ricordiamo, contro la Svezia, sì, contro la Svezia, e l'altro, non ricordo l'altra squadra nazionale che ci ha fatto male nella qualificazione mondiale 2017 per il mondiale che si è giocato l'anno dopo nel 2018. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, fate girare il canale a più persone possibili e lasciate un commento facendomi sapere cosa ne pensate di questo contenuto e dell'Italia ai playoff o ai mondiali. Ciao!